Noi due. Ah, di nuovo. Lei è convinto che lo spera No, Dio. quando stesso una persona dica che bisogna fare una... Cioè la caccia deve essere abolita e basta, non altre storie, eccetera. Deve essere abolita, finita. Eppure un paese democratico il nostro. Non c'è democrazia. Diamo la possibilità a tutti di pensare in modo diverso. Caro Sergio, io non è questione di idea che uno può essere appunto di sinistra, di destra, eccetera, che qui appunto uno può essere... Rispettiamo per le diverse opinioni che No, ma vuol dire, qui non è un discorso politico, qui si tratta di dire se gli animali sono d'accordo sul farsi sparare da voi. È solo questo il problema, Quando gli animali sono d'accordo dico benissimo, ben venga. Ma in effetti, non mi sembra, allora... mi sembra, scusami, e termino. Come vedi c'ho un ramoscello d'ulivo questa sera in bocca. Bravo. Ecco. Quindi... l'avrai a fine serata. No, ce l'ho. Incredibile. Vediamo fine serata, diceva, dove sei ce l'hai ancora. Avevo capito dove ce l'ho, avevo capito. No, infatti non avevo capito. in bocca o ma sai anche tu... lo metto un'altra parte. Ma sai anche tu dell'avviso che bisogna dare i fucili agli uccelli? Esatto. Perché già qualcuno di voi ha prospettato questa ipotesi. Io ho sempre detto che è giusto dare i fucili agli uccelli quando daremo le ali ai cacciatori. Allora ci sarà parità, altrimenti mi sembra che la questione sia un po' disparita. Allora, se vogliamo far battute, le facciamo e ci divertiamo. Siccome ti sei presentato con l'emozione d'ulivo, io ho fatto una battuta. No, dicevo che non è corretto quello che dici, perché voi cacciate anche i quadrupedi, anche gli animali senza ali. Però, per precisare, se io potessi costruire il mondo ideale, quello in cui me lo dipingo io e me lo faccio come piace a me, non ci sarebbe la caccia. Bene, allora siamo 3 contro 3. Io le assicuro Mocalli, non è nella se si può esprimere un'opinione, nel senso che